è stata una vittoria che deriva da un non lasciare niente per scontato e il dettaglio lo abbiamo sempre curato. Luca Gallas, 47 anni, originario di Medea ma residente da tanti anni a Trieste, insieme ai colleghi del Team Project ha vinto il campionato italiano Drifting Big Game Pesca al Tonno, che quest'anno si è svolto a Giulianova il 21 e il 22 settembre. Manifestazione alla quale hanno partecipato più di 50 equipaggi. Davvero una rivincita dopo il secondo posto conquistato 2 anni fa a Trani. Ma diciamo che questo è un traguardo che si raggiunge sempre in team. Il team è composto da Michele Pallavicini, Luca Barbiero, Michele Pozzetto, che anche se non sono qui con me io ce li ho nel cuore perché li rappresento e prima di essere una squadra siamo degli amici fuori dal mare e dalla competizione sportiva. Per vincere un campionato del genere conta la quantità del pesce pescato che poi viene liberato in mare, ma soprattutto la lunghezza del tonno, in base alle misurazioni effettuate con l'asta tricolore. Il primo posto ai campionati italiani dà diritto alla qualificazione per il mondiale. I pesci devono essere allamati, però quello che conta veramente è che venga consegnato al giudice di gara il filmato fatto perfettamente dove si riesce a vedere completamente la sagoma del tonno, l'asta che ha 3 colori, verde, bianco e rosso, quindi questo è un lavoro d'equipe da parte di chi guida la barca, di chi ha la canna e di chi poi anche fa il filmato che deve essere fatto con una precisione tale che il giudice non abbia niente da obiettare. Una passione per la pesca, quella di Luca Gallas, che parte dall'infanzia e che condivide con tutti gli altri membri del team. Ci siamo trovati in questa disciplina 10 anni fa che ci ha permesso di non lasciarci più, quindi noi siamo sia un team sportivo ma soprattutto degli amici fuori dalla barca e a terra. Dedico la vittoria a tutto il team perché è lui che l'ha vinta, ma soprattutto alle mogli e alle compagne del team e alla società nautica Grignano che ci ha sostenuto.